Sarà la coppia formata da Bruno Frongia e Peter Nanami a proteggere i pali difesi da De Liperi. La Nuorese infatti stamattina ha formalizzato l'acquisto del forte difensore del Budoni, destinato ad erigere una diga davanti alla porta verde-azzurra. L'ingaggio del giocatore di fatto chiude la campagna acquisti della Nuorese, che ha allestito una formazione altamente competitiva. In attesa che anche le avversarie completino il mercato, si può senza tema di smentita affermare che la squadra costruita dal presidente Michele Artedino e che verrà guidata da Bernardo Mereu è tra le favorite al salto di categoria. Il difensore nigeriano, classe 1985, è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni in Serie D. Arriva dal Budoni, è cresciuto nel Genoa, ma ha giocato soprattutto nel campionato di Serie D, militando tra l'altro nel Siracusa, nel Ragusa, nel Porto Torres e nel Budoni. In carriera vanta quasi 200 presenze in interregionale. Ha poi giocato in eccellenza col Budoni, vincendo il campionato e nel Castiadas. La Nuorese si attende molto da Nanami per la sua forza fisica e il suo grande agonismo. I verdi-azzurri sono pronti a partire in ritiro il 18 agosto, non escluso però che il mercato riservi qualche altra sorpresa ai tifosi della Nuorese.